200 telefonate in un paio d'ore, una settantina di interventi dei vigili del fuoco impegnati, volontari della protezione civile. Ha colpito tutta la provincia di Padova il violento acquazzone che si è abbattuto intorno alle 18, una bomba d'acqua. Questo è il sottopasso di via Diaz a Perarolo di Vigonza, uno dei comuni più colpiti. Un'auto si è addirittura fermata, la strada è stata presidiata dai carabinieri, ma problemi si sono registrati anche a Padova, in particolare nella zona di Brusegana, Chiesa Nuova, Camin. A Montà il pluviometro ha superato i 60 mm di precipitazioni all'ora, un dato impressionante. Criticità in città che saranno discusse in comune per fare il punto sulla situazione. Sono stati coinvolti circa 30 gruppi comunali di protezione civile nel territorio della nostra provincia per un numero complessivo di 140 volontari. I distretti maggiormente colpiti sono quelli del Medio Brenta, del Padova Sud-Ovest e del Piovese. Le abbondanti precipitazioni, le cosiddette bombe d'acqua che sono scese in un tempo molto ristretto, hanno ovviamente causato danni che però fortunatamente con l'inoltrarsi della notte sono assolutamente rientrati. Criticità nella zona del Piovese, queste immagini arrivano da Saonara, in particolare da Villatora. Non è stata risparmiata la zona dei colli dove a Monselice per alcuni minuti le strade si sono trasformate in fiumi. Criticità anche in alcune aree di Limena e a nord di Padova a San Martino di Lupari. Cittadini che si sono ritrovati a fare i conti con garage, scantinati allagati, disagi sostanzialmente rientrati nel corso della notte. Oggi la situazione è tranquilla in tutto il territorio della provincia, non abbiamo situazioni di criticità e ovviamente ci stiamo adoperando per risanare i vari danni, soprattutto per caduta di alberi ed allagamenti che si sono verificati nella serata di ieri.